Ciao e benvenuti nel nuovo video delle Marmitte Trek. Oggi siamo sempre nel Veneto, andremo a fare l'anello del Monte Pelmo, un bellissimo anello soprattutto per la giornata incredibile di sole che appunto abbiamo preso. Con la vettura arriviamo al passo Staulanza, quindi Belluno. Siamo nella regione Veneto, come dicevamo prima. Parcheggiamo la macchina, c'è un parcheggio tranquillamente per tante macchine, quindi anche penso in alta stagione non ci siano problemi, c'è anche un rifugio lì alla base di partenza del sentiero che abbiamo fatto. Arrivati la sera prima da amici che ci hanno ospitato, siamo appunto andati a cena, dove poi dopo una stupenda cena abbiamo chiesto informazioni per il percorso che avevamo intenzione di eseguire il giorno seguente. Il proprietario ci ha consigliato di fare il giro ad anello del Monte Pelmo in senso orario. Avendo fatto tante piogge aveva paura di farci andare nel sentiero dove c'era del gran fango. In realtà abbiamo seguito quello della colazione, il suggerimento della colazione, anche perché avevamo magari la mente più fresca per recepire, diciamo, quello che ci voleva spiegare, e ci ha detto appunto due cose importanti che però variano a seconda di ognuno di noi. Semplicemente ci ha detto che il fango non era un problema perché la zona era tutta attrezzata, e lo confermiamo e si vede appunto nelle immagini che è tutta bella attrezzata, ma in più ci ha detto una cosa molto realistica, che questo varia da ognuno di noi, è che facendolo in senso anti-orario come l'abbiamo fatto noi, il percorso saliva tranquillamente ed erano appunto tutte pedane per evitare i fanghi che erano appunto stati ricordati, che alla fine non ce n'erano, però eravamo partiti prevenuti, quindi dovevamo vedere anche questo. E dall'altra parte, quindi facendo in senso orario, avevi subito una gran salita, quindi ti spezzavi subito le gambe, e questo varia ovviamente da ognuno di noi, come è fatto fisicamente e anche come riesce a entrare, diciamo, subito in temperatura con le gambe per essere già pronto a fare appunto delle gran salite. Il primo rifugio che incontriamo è il rifugio Venezia, dotato anche di un bivacco, più che altro sono posti letto come poi vedremo nell'immagine, ma molto confortevole. Per arrivare fino al rifugio Venezia abbiamo utilizzato il sentiero CAI 472. Dopo rifugio Venezia andiamo verso lo scollinamento, quindi andiamo a fare, diciamo, la parte faticosa, la salita, però facendola in un secondo tempo, dopo già un po' di tempo che camminiamo, con le gambe già calde, è molto più piacevole farla. Dai che è l'ultima salita! Prima di quell'altra.
Il sentiero inizia a essere un pochino più stretto, con della ghiaia e in certi tratti anche attrezzato, però molto molto in sicurezza. È proprio tenuto veramente bene, non ci sono dei punti esposti particolarmente, è adatto a tutti e quindi c'è ghiaia e punti attrezzati. Una volta svalicati ci godiamo un buon pranzo con un buon panino preso in zona, pane casareccio con un po' di affettato, giusto per riprendere quelle energie per fare la discesa poi. Grazie di aver visto tutto il video di Marmitte Trek, ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto un like, un pollicione e iscriviti con la campanellina per essere sempre in diretta con noi. Ciao da Marmitte Trek!